Sicuramente dobbiamo recitare il mia colpa perché insomma sono 3 gol, credo siamo stati molto accomodanti dal punto di vista difensivo, diciamo. Quindi dobbiamo crescere sotto questo punto di vista perché una partita in cui crei così tanto mi sembra ingiusto, insomma, non concretizzare almeno metà delle azioni che hai creato sotto porta. Ho visto 5-6 palloni passare tra l'area piccola e la linea di porta della squadra avversaria, quello è un peccato perché lì dobbiamo essere più presenti. Poi ci sta che Castelbuono ha fatto la sua partita, ha approfittato delle nostre, diciamo così, defaglianze in queste circostanze e il risultato è frutto di questa lettura. Abbiamo trovato gli avversari che hanno avuto più voglia, hanno avuto più determinazione di noi, lasciando perdere la partita con l'Atletico Palermo, che credo che sia una partita che tra l'altro avevamo riaperta. Le altre sono state partite in cui la lettura è questa, dalla Parma alla partita di oggi. Credo oggi ho poco da rimproverare la mia squadra, se non quelle disattenzioni che ci sono stati gol, che poi nel calcio contano i numeri, quindi questi sono i fatti, perché la squadra ha costruito, ha giocato, non si è disunita, ha rischiato, poi abbiamo tentato di cambiare, di trovare altre soluzioni. Nel momento migliore, come dicevi tu, abbiamo subito il terzo gol e lì ci sta tutta la lettura della partita. Poi è normale che è un trend in cui ci sta vedendo insomma meno brillanti rispetto a come eravamo prima, lo dobbiamo capire, cercare di raddrizzare la rotta, che sinceramente, visto la partita di oggi, è davvero un peccato uscire fuori da questo campo senza punti. Sono 14 finali che ti aspettano da qui alla fine della stagione, quindi la squadra li deve interpretare come tali e ci prepareremo come al solito con la determinazione, la cattiveria e naturalmente la consapevolezza di poter raccogliere molto di più rispetto a quanto abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. La società ha messo a disposizione una rosa molto competitiva, dobbiamo solamente prendere consapevolezza dei grandi mezzi che abbiamo a disposizione e cercare di fare sfruttare al massimo delle loro potenzialità. Credo che ci siamo sotto questo punto di vista, quindi la rosa è abbastanza competitiva. Per ciò che mi riguarda il mercato è chiuso.